Ho tenuto particolarmente che Elena Bau portasse qui in regione questo libro perché innanzitutto mi aveva colpito il livello territoriale in cui questo fenomeno dell'inquinamento delle falde da cromio esavalente aveva colpito, cioè il livello minimo territoriale che è quello della frazione di Stroppari nel comune di Tezze sul Brenta. Ma poi da consigliere regionale, dovendo girare il Veneto, essendo in commissione ambiente, mi rendo conto che il problema descritto in questo libro non è solo di Stroppari, frazione di Tezze sul Brenta, ma è un problema replicabile in tante altre parti del Veneto. Cito ad esempio il grande problema legato all'inquinamento di acqua da PFAS tra Verona, Vicenza e Padova o del mercurio nella parte a sud di Treviso, del Trevigiano. La spinta è stata il voler raccontare una parte importante del mio paese e che è anche una parte importante della nostra storia, penso come Veneto, insomma, come territorio, perché penso sia necessario raccontare anche il nostro passato per capire e affrontare il presente e i problemi che abbiamo nel presente. C'è stato qualche malumore in effetti quando è uscito questo libro perché va a toccare delle cose piuttosto scottanti anche, ma ho ritenuto che fosse importante, fosse più forte il motivo che mi ha spinto a farlo.